Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Io vorrei, intanto buonasera, vorrei sapere se è uno di quelli che ha lasciato da solo Oliverio, perché Oliverio ha detto sì, c'è stata una catastrofe, ha fatto un'analisi del voto elettorale, poi ha detto sono stato lasciato solo, perché voglio dire, sparano tutti sulla Croce Rossa in questo momento. Lei è uno di quelli? Ma mi pare di no, io sono 14 anni che non lascio solo Oliverio, tra l'altro ho sacrificato anche scelte che potevo fare, politiche che non ho fatto per la lealtà ad Oliverio, quindi non mi sento per nulla toccato da queste dichiarazioni. Credo che Oliverio volesse indicare un'altra questione che è aperta, ma afferisce un po' al rapporto tra i partiti e i governi locali, nazionali, governi regionali, insomma la polemica è un po' tra il governatore della Calabria e il Partito Democratico regionale. Tra l'altro è venuta questa polemica a seguito di una presa di posizione del segretario regionale, dell'ex segretario regionale. È stato da noi, il segretario regionale è stato da noi, è stato ospite in questa trasmissione, è seduto dove lei adesso è seduto e ci ha raccontato di quello che è successo all'interno del Partito Democratico in Calabria. Ha detto che lui adesso sentiva un uomo libero e poteva dire quello che come dire, aveva visto, toccato con mano, che non gli era piaciuto. Ha parlato di un partito che non si è impegnato, che è stato un po' distratto. Però questa è una posizione di comodo. Io, guardi, vorrei un attimo liberare il campo anche perché poi in Calabria la politica viene declinata sempre a problemi personali. Io non ho niente contro Magorno. Tra l'altro è stato uno dei sindaci all'epoca più vicini alla mia esperienza, all'epoca della questione della nave dei veleni, io l'ho sostenuto come segretario regionale, ecco in quell'occasione andai contro Oliverio, l'ho sostenuto alle parlamentari del PD, quindi ho avuto sempre buoni rapporti, ma questa fase non la capisco, è una posizione di comodo la sua, perché il segretario regionale non può una volta... Ma lui dice io mi assumo responsabilità. Sì, io ho sbagliato. Anche qui le responsabilità non sono sue, sono sempre collettive, non sono di Renzi, ma sono di un'intera classe dirigente, non sono di Magorno, sono di un'intera classe dirigente, a cominciare da me. Ma il punto è un altro, e cioè il ruolo che oggi hanno i partiti e quindi il capo di un partito come quello del Partito Democratico rispetto ai governi. Non si può smettere i panni di segretario regionale e sentirsi libero di dire la propria. No, la propria si deve dire quando si hanno responsabilità di conduzione politica. Oliverio ha ragione quando dice di essere stato da solo, perché in questi anni di governo regionale politicamente non vi è stata conduzione. Non c'è stato un rapporto sinergico tra il governo della regione e il Partito Democratico. Ma forse non l'ha nemmeno ricercata il Presidente regionale. E questo è un altro punto. Lì sta nei limiti forse dell'azione di Oliverio, un po' uomo solo al comando. Io, guardi, sono libero, siamo in una fase, guardi, dopo questa drammatica sconfitta elettorale. In cui ognuno Cioè, bisogna dire la verità, almeno quello che si pensa sia la verità. E io da più tempo, da prima delle elezioni, anche in questa emittente, sto tentando di indicare un percorso che non necessariamente debba essere Vangelo, ci mancherebbe, ma avendo io vissuto nei comuni, avendo vissuto come dire, nella pancia dei cittadini, so che in questo momento, oggi, adesso, nel momento in cui io e lei parliamo, Oliverio, che è il conduttore di questa regione, deve dire cosa vuole fare. E ciò non significa dire se Aieta è in giunta, perché Aieta non ci vuole andare in giunta. Ecco, lo chiariamo qui, non mi interessa la giunta, non credo che interessi neanche ai miei colleghi ad un anno e mezzo dalle elezioni. Però è bene dire in questo anno e mezzo cosa si vuole fare e dirlo subito, non bisogna più aspettare.
e l'analisi del voto andava fatta il 5 di marzo, non a distanza di una settimana. Io credo che la responsabilità del governatore oggi sia quella di dire: mi metto la croce sulla spalla, perché di croce si tratta, e tento di traghettare con la condivisione però questa regione al 2020. Guardi, se non si fa questo moriremo di agonia, ma moriremo tutti di agonia. Senta, lei ha avuto un po' il dente avvelenato in questa competizione elettorale, perché voleva essere candidato in quell'area del Tirreno, no? No, io non volevo essere candidato, attenzione, anche qui. È Matteo Renzi che mi chiede di essere candidato e io do la mia disponibilità, naturalmente previa discussione con lui, perché non è che una candidatura arriva tra l'altro in un collegio difficilissimo come quello del collegio numero 1 di Castrovillari, che tradizionalmente è un collegio bianco. Poi abbiamo avuto la sorpresa del Movimento 5 Stelle, ma tradizionalmente quello è un collegio bianco. Però insomma la condivisione sulle candidature c'è stata? Non c'è stata. Cioè, e né mi faccia capire, ricostruiamo un attimo. Lei riceve un input dal segretario nazionale del partito e dice: lei perché non ti candidi? Sì. Quindi lei dice: vabbè, io do la mia disponibilità. Poi che succede? Guardi, intanto c'è una richiesta di Renzi: corri senza paracadute, ma io capisco bene che il paracadute necessariamente doveva afferire agli uscenti. Era giusto ed è stato giusto dare il paracadute ai deputati uscenti. Poi qualcuno è rimasto fuori, si può discutere su questo, ma noi consiglieri regionali è ovvio che dovevamo andare a fare la partita nell'arena. Allora, continuiamo. Arriviamo all'SMS corri senza paracadute, perché di questo no, si ma tratta. lo incontro anche a Torino. Lo incontro a Torino e parlo con lui, insieme al mio collega mi metto battaglia, discutiamo di questa cosa, della candidatura. Poi a un certo punto, ovviamente, io non ho insistito perché non avevo tutta questa voglia, perché capisco, percepisco. Però era certo di essere candidato. Dice, me lo dice il segretario nazionale. Ero certo di essere candidato perché lo chiedeva il segretario nazionale, ma capivo anche che come dire, gli incroci in periferia, no? Nel partito regionale, eccetera, eccetera, potevano affacciarsi altre esigenze. Io l'ho capito. Mi hanno spiegato che era necessario fare un accordo con i socialisti. Rimaniamo ai fatti, ci racconti questa storia, poi che succede? Poi non sente più nessuno? Poi arriva la notte, la fatidica notte al Nazareno, io non incontro Renzi in quelle ore e il giorno dopo vengo a sapere che in quel collegio... Non è stato... nessuno l'ha avvisato? No, nessuno mi ha avvisato che in quel collegio era... stato candidato incarnato perché c'era un accordo nazionale e l'ho capito, tant'è che io dopo l'amarezza iniziale ci è rimasto male, insomma. Dopo l'amarezza iniziale io ho organizzato delle iniziative per Incarnato, 2 a Cetraro, con scarsi risultati, ma perché il vento non si ferma con le mani, quando c'è il vento purtroppo... Però qualcuno punta l'indice e dice scarso impegno. No, guardi, anche su questa storia dello scarso impegno, quando qualcuno vuole l'impegno dell'altro, l'altro va coinvolto nell'impegno. Attenzione, perché questa storia di scaricare sui consiglieri regionali è una storia che farà male al PD, farà malissimo al PD, perché noi, per esempio, io ho chiesto una riunione del gruppo consigliare prima delle elezioni regionali. Questa riunione del gruppo non siamo riusciti ad averla. Perché? Perché capivo la difficoltà nei territori. Io ci vivo nei territori. I consiglieri regionali, proprio fisiologicamente, ci vivono nei territori. Ma non hanno fatto campagna elettorale. Non sono stati coinvolti. Ma mi scusi, insomma... un consigliere regionale che è un soggetto politico, mi pare che debba essere coinvolto nelle campagne elettorali o no? Che l'organizzazione di quelle campagne elettorali debba passare anche dai consiglieri regionali? Che le liste alla Camera e al Senato debbano essere condivise
oppure la condivisione si deve avere per grazia ricevuta o per opera dello Spirito Santo? Mi scusi, io sono stato abituato a fare il sindaco e a coinvolgere i cittadini su ogni scelta. La condivisione è la cosa che è mancata a livello regionale ed è mancata a livello nazionale. Questo è il punto vero. La condivisione è una cosa seria, è una cosa serissima, perché laddove non c'è condivisione c'è risentimento e il risentimento non porta mai a nulla di buono. Allora, Ernesto Magorno qui ha detto: ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. I consiglieri regionali che governano con Oliverio hanno le stesse responsabilità di Oliverio e devono assumersele. Durante la campagna elettorale sono scomparsi tutti, non hanno fatto attività politica sul territorio, non hanno promosso iniziative, non hanno incontrato i cittadini. Su questo deve essere, ecco, vede, il punto vero, sa qual è? È questa generica colpevolezza, no? Non è vero che i consiglieri regionali non sono stati impegnati. Io sono stato impegnato sullo Ionio, dove c'era un mio grande amico, persona che stimo, Ferdinando Aiello. Sono stato impegnato sul Tirreno con Incarnato e con Sonia Ferrari. Siamo stati impegnati, ma laddove ci hanno coinvolti, ma mi scusi, c'era un'aspirazione legittima dei consiglieri regionali, una aspirazione che è stata delusa. Ma vuole davvero che i consiglieri regionali si mettano in campo, si straccino le vesti a fare campagna elettorale, o chi è soggetto politico e chi è interessato debba coinvolgerli i consiglieri regionali? Non mi pare che siano tirati indietro i consiglieri regionali quando si è trattato di fare delle iniziative. Poi ripeto, il vento non si ferma con le mani. Eppure sul territorio di sua competenza, su un vecchio compagno socialista, suo compagno socialista, no? Eravate legatissimi un tempo. Con Incarnato? Con Incarnato. Lo siamo tuttora. Siamo stati insieme, abbiamo fatto delle iniziative. All'inizio c'è stato un po' di... no, lei l'ha visto come un po' di... È ovvio, ma mi scusi, nelle relazioni umane, perché io ho l'impressione, no, che la politica in questi anni si sia occupata molto dei numeri e poco dell'umanità. Nei rapporti umani è necessario coinvolgere le persone, anche emotivamente. Io ho rimproverato a Luigi Incarnato, che stimo e al quale voglio bene, per essere stato tra l'altro un assessore regionale di ottimo livello, ho rimproverato il non coinvolgimento nella sua candidatura, perché se noi avessimo saputo del suo interesse verso il collegio numero 1, probabilmente l'avremmo costruita insieme quella candidatura. Le cose si costruiscono insieme, non c'è più come dire, l'autosufficienza, l'autoreferenzialità, non va più bene questo. Non ci sono, questa legge elettorale, a parte diciamo, come dire, la parte del proporzionale, insomma il collegio uninominale imponeva una condivisione, un coinvolgimento dei sindaci. Chi li ha mai contattati i sindaci del Tirreno? Ma mi scusi, Renzi è venuto a Paola, io gliel'ho detto in privato questo, invece di andare in treno e di farsi vedere con i soliti, persone rispettabilissime, ma sempre i soliti, visti come quasi un'elite, bisognava che incontrasse i sindaci e che ascoltasse i sindaci, cioè che recuperasse la sua matrice originaria. Matteo Renzi nasce con i sindaci e a un certo punto li dimentica, cioè diventa avulso da questa realtà. Guardi, quando Renzi è diventato Presidente del Consiglio dei Ministri, lui dopo una settimana, fece una mail agli 8.000 e più sindaci d'Italia chiedendo di indicare una scuola da ristrutturare. Io risposi il giorno stesso e dopo 15 giorni arrivò il finanziamento della scuola e quella scuola è lì che è stata ristrutturata grazie a Matteo Renzi. A un certo punto arriva il blackout del rapporto con i sindaci. E più volte mi sono permesso, nella mia modestia, di dire attenzione che l'ossatura democratica sono i sindaci e ti sentono distanti perché ti vedono vicino all'alta finanza, alle banche, e non è così, perché tra l'altro i provvedimenti che hai fatto sono provvedimenti che non sono passati sul piano della comunicazione,
ma che sono provvedimenti importanti anche per le comunità locali. Senta, vabbè, adesso qualcuno, Oliverio lo recupera facendo entrare in giunta, no? Perché poi si fa così, la politica non è questa. Non è così la politica. Ma pensa davvero che ci sia qualcuno che abbia questo, sì, che si ubriachi all'idea di entrare in giunta? Ma perché lei è convinto che nella composizione della giunta non ci sia qualche recupero? Ma sulle basi, su quali basi? Guardi, ad 1 anno e mezzo dal voto, cioè ad 1 anno e mezzo dal voto, o c'è una piattaforma su cui lavorare, una piattaforma che non perda neanche un giorno sulle decisioni. Allora, torno di nuovo a ricordare un passaggio dell'intervista di Magorno. Dice, chiediamo un cambio di passo. Io gli ho detto, caro segretario del PD, sono 6 mesi che lei dice il cambio di passo, cambio di passo, cambio di passo. Io non me lo ricordo che da 6 mesi che dice l'ha cambio detto di passo. Anche a noi, l'ha detto. Guarda, chiede un cambio di passo. No, il cambio perché di dice, passo, consiglieri regionali, bisogna indicarlo. Cioè, i consiglieri regionali dormono un po'. Mi scusi, tradotto proprio in soldoni. Io ripeto, non c'è nessuno stimolo. Non sono abituato a parlare del nulla e del vuoto. Ma voglio dire, il cambio di passo va indicato. Ma dov'è lo stimolo? Io glielo indico. Se lei me lo chiede, glielo chiedo, mi dica qual è questo cambio di passo. Me lo concretizzi, me lo faccia vedere. Mi faccia partire da ieri. Ieri esce, avantieri o ieri, non mi ricordo. Esce sul Sole 24 Ore un articolo che forse è passato inosservato. Sì, la Calabria, con i portali. La comunicazione. Attenzione. C'è un aspetto innovativo della Calabria. La Calabria, secondo una ricerca per la comunicazione dei fondi europei, è al primo posto. Cosa succede? Anche è al primo posto sulla trasparenza. Perché non c'è più in Calabria l'assessore di turno, il consigliere di turno, che porta i faldoni e se manca qualcosa fa cambiare la pratica al cliente. Quindi in termini di trasparenza si è fatta una rivoluzione. Sì. Cosa è mancato? Mi faccia dire. No, guarda, se Oliverio io sto aspettando, io chiederei ad Oliverio di darmi la delega. Io vorrei la delega all'attuazione dei bandi, perché voglio andare ogni giorno nei dipartimenti a rompere le scatole ai signori del tempo perso. Perché le imprese, le faccio un esempio, il bando sull'autoimpiego, 8 mesi e non abbiamo gli esiti. Le faccio un altro esempio, i tirocini della giustizia. Lei lo sa che ci sono lavoratori che sono stati destinati a Paola, all'ufficio legale dell'ASP, e ancora non hanno la convenzione e ancora sono come coloro che sono sospesi, sono figli di nessuno perché il Dipartimento non si preoccupa di questa cosa. Va azzerato il Dipartimento Lavoro, va azzerato. Oliverio lo deve azzerare se vuole dare risposte, perché la risposta, guardi, non è la protesta. Non ha vinto il Movimento 5 Stelle per la protesta, è una bugia questa. Il voto non è stato un voto di protesta, ma è stato un voto di merito, perché il mio vicino di casa, che era disoccupato 5 anni fa, è ancora disoccupato. E noi alla Regione Calabria abbiamo il Fondo Sociale Europeo che è inutilizzato, ha capito? Allora è lì che bisogna incidere. Oliverio. Ma voi in Consiglio regionale che cosa fate? No, aspetti. Cosa fate in Consiglio regionale? Guardi, mi scusi. Guardi. È il rappresentante dei territori, allora, no? no, però, attenzione, le cose vanno spiegate. Me lo spiego. A me piace questa trasmissione perché approfondisci i temi e lei mi dà l'opportunità di approfondire. Bene, io ho fatto, parlo del mio caso, che è quello che conosco meglio, una serie di richieste ai dipartimenti. L'ho fatto per sapere le gare d'appalto che sono state esperite, l'ho fatto sui bandi che di cui ancora non conosciamo gli esiti. Sa che io non ho avuto ancora risposte dai dipartimenti? Non ho risposte. Il consigliere regionale, che dovrebbe avere risposte immediate, piuttosto ieri che domani, non ha risposte. Quindi non conta nulla. C'è una frustrazione. Non conta nulla. Non conta nulla. Aboliamo il consigliere regionale. C'è una frustrazione del consigliere regionale. C'è un altro aspetto però, c'è un altro aspetto. Se la settimana prossima quei lavoratori non andranno a lavorare e non avranno la convenzione, andrò ad occupare il Dipartimento Lavoro
lo faccio come ho fatto quando ero sindaco, che ho occupato una scuola. Lo faccio perché è l'unico modo per come dire, strattonare i signori del tempo perso. Strattonarli, perché i provvedimenti fatti dalla Giunta, ed è questo che Oliverio non vuole, come dire, non che non vuole capire, Oliverio è lì che non dà novità, non dà un'accelerazione. Oliverio, la sua Giunta, ha fatto cose eclatanti, epocali. Io seguo la vita del Consiglio regionale perché faccio il Presidente della Commissione Bilancio e passa tutto alla mia Commissione. Epocali, non c'è traduzione sui territori perché tutto è incagliato. Quindi equivale a non farli. Certo. Non le facciamo, non perdiamo tempo. Guardi, la Calabria ha ricevuto in questi anni circa 9 miliardi di euro. Dove è sono? un piano Marshall. E dove sono? Non ci sono. Dove li vede? Glieli sto spiegando. Io non li vedo. Non li vedrà e non li vedremo fino alla fine della legislatura. Se Oliverio non deciderà di usare la sciabola invece della carota, la sciabola, io non ce l'ho con nessuno perché c'è una parte anche della burocrazia. Guardi, questa storia della comunicazione del portale, c'è una ragazza, una giovane professionista, Ivonne Spadafora, che proviene, guarda caso, dalla provincia, dove c'era una burocrazia allenata a dare risposte, allenata a dare risposte. Io avrei preferito ma la dimensione è diversa, che avessero abolito le regioni, avrebbero dovuto abolire le regioni e non le province, rafforzare le province che sono vicine ai territori, che sono vicine ai comuni. Sto aspettando il cambio di passo. Il cambio di passo sta solo nei dipartimenti, non c'è altro cambio di passo. Oliverio decide di fare una sorta di tribunale sui dipartimenti, ma una sorta di persone capaci che sappiano leggere e scrivere ciò che accade nei dipartimenti. Capisce bene che quello che sta dicendo siamo messi malissimo, questa è la fotografia, ma io glielo dico perché siamo veramente a una cosa... Guarda, io ho la libertà di parlare, di dire quello che penso, sono abituato così, non ho motivo. Tra l'altro io sono un numero che oggi sono in Consiglio regionale, domani potrei non esserci, non è questo il punto, ritorno a fare l'insegnante, non è questo il punto. Però attenzione che oggi la Calabria, guardi, c'è il rapporto che ogni politico dovrebbe leggere, c'è un rapporto ogni anno che fa il Censis. Quest'anno il Censis tratteggia un paese, lo chiama il paese del rancore. Sai in Calabria cos'è il rancore? Non è più un rancore, non è più un risentimento, è indignazione, è quasi odio verso di noi. Sa perché odio? Perché non abbiamo saputo dare risposte nella sanità, non abbiamo saputo dare risposte nei dipartimenti, avremmo dovuto fare una rivoluzione copernicana nei dipartimenti e non l'abbiamo fatta. Dovevamo sostituire con i giovani delle università, quelli che hanno fatto l'Erasmus, e non l'abbiamo fatto. E quelli che ci sono alla Regione Calabria, alla Cittadella, sono poco utilizzati, ecco, mettiamola così, sono poco utilizzati. Insomma, ma lei davvero pensa che dopo 8 mesi le imprese aspettano gli esiti dei bandi, o che i lavoratori aspettino gli esiti dei bandi, o che le scuole aspettino gli esiti dei bandi? Insomma, uno dov'è che incide? Mi scusi, io sono stato abituato, quando facevo il sindaco, come dire, a tradurre le parole in fatti, perché le parole da sole diventano chiacchiere se non ci sono i fatti. E ad avere anche un pensiero strategico, una visione, che significa pensare una cosa oggi per realizzarla non dopo un secolo, ma dopo pochissimo tempo. E chi realizza, vista la dannata legge che separa la politica dalla gestione? Chi realizza? Realizzano i tuoi dirigenti, i tuoi dipendenti, ma i dipendenti devono sentire il fiato sul collo, lo devono sentire, perché se non lo sentono, come dire, bivaccano, perché è abituato l'uomo tendenzialmente a bivaccare. La regione, la politica doveva trasferire la responsabilità del disastro della Calabria ai dirigenti, ai dipendenti, per dire loro: guardate che questa, come dire, la ripresa della Calabria passa attraverso di voi. E invece no.
Ma voi ci mettete la faccia però. E la faccia e l'odio lo prendiamo noi. Oliverio, secondo me, non ha capito questo. Tutto questo si traduce... Mi permetto di dire da questa emittente ad Oliverio, che tra l'altro io non vedo da 3-4 mesi. Addirittura. Addirittura. E fa parte del gruppo di maggioranza. Non lo vedo da 3-4 mesi, ma riunioni, incontri, niente. Problemi miei probabilmente, ma non lo vedo da 3-4 mesi. Nessun incontro, riunione, niente. Oliverio, se non ristabilisce l'ordine e non riprende il piglio che lo ha caratterizzato quando era presidente della provincia, noi siamo in una fase di agonia e moriremo tutti politicamente il 2019. Si fidi, che ho percezione di quello che sento nei territori. Quindi, traduciamo, facciamo un titolo per esempio, no? Facciamo un titolo flash così i cittadini focalizzano bene. Rispetto a tutto quello che mi ha detto io potrei fare 2 anni e mezzo uguale un fallimento. No! No, allora guarda, lei del mio ragionamento non deve prendere l'ultima parte, e cioè quello che non ha funzionato, deve prendere anche la prima parte. Ma se non è stato messo in pratica quello che è stato... Lei ha detto, noi abbiamo fatto le cose epocali. Va bene? Ho capito, però se io non le vedo, non le tocco con mano, equivale a dire che non le avete fatte. Perfetto. Quindi... Allora cosa bisogna fare? Dove bisogna incidere? Andiamo alla pubblicità così poi me lo dici, a tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta, riavvolgiamo un attimo il nastro. Ci sono cose fatte ma non fatte, ci sono cose come dire, di sostanza ma che sono rivelate come dire, vuote, nel senso che non hanno preso corpo. Allora, ci sono gli strumenti che afferiscono alla politica e alle decisioni politiche e ci sono gli strumenti che afferiscono all'attività gestionale dove c'è stato il blackout. Cioè, tra i provvedimenti della Giunta, va bene, e l'attuazione di quei provvedimenti passa troppo tempo, un'eternità. E la Calabria non può più perdere un giorno. Mi scusi, come si fa a dire queste cose a chi aspetta un posto di lavoro, a chi ha difficoltà a mandare avanti la famiglia, a chi lo ha perso il posto di lavoro, ai giovani che vanno via? Come glielo spiegate questo? E questo è il problema come che abbiamo. Glielo spiegate? E perciò si perdono le elezioni. Ma al di là del dato generale, nazionale, ma questo è il dato, io glielo sto spiegando, e se noi continueremo così, ma chi si candida? Altro che giunte di cui parla Magorno, che siamo interessati a un posto in giunta. No, caro Ernesto, non siamo interessati al cambio di passo che dici tu, ma il cambio di passo va indicato e il governatore va aiutato, perché ha ragione quando dice Oliverio oggi sulla stampa che è rimasto solo, che è stato da solo. Certo, un po' la solitudine se l'è cercata, no? Perché aveva compagni di viaggio leali, che storicamente hanno dimostrato lealtà, quasi adorazione, non solo lealtà. Addirittura. Quasi adorazione. Addirittura. Io, per esempio, sono uno di quelli che, per carità, non solo prima, ma anche adesso, continuo a sostenere che Oliverio è un patrimonio di questa Calabria e che il cambiamento passa attraverso di lui, se solo decide di farlo il cambiamento. E non lo deve fare con Aieta in giunta. Aieta vuole la delega all'attuazione dei bandi. Se mi dà l'incarico esecutivo di attuare i bandi, saprò io cosa fare con la burocrazia. Ma se davvero la discussione debba interessare la giunta, i posti, non ci interessa. Anche perché è molto sensibile da questo punto di vista il governo della regione, no? Come dire, a circondarsi di amici fidati, o no? Quelle sono scelte. No, dico lei siccome prima parlava di ha cambiato
come dire, consiglieri, mi pare di aver capito, o ho inteso male? No, ha cambiato consiglieri. No, dico nel senso che non si fida più di quelli ha stabilito nuovi rapporti, va bene. Privilegiati con altri, allora, anziché storicamente... Questi nuovi rapporti privilegiati... Ma non è questo, non è la dimensione personale dei rapporti ho capito. che incide. Oggi ragioniamo politicamente. Allora, la politica oggi necessita di un'assunzione di responsabilità, ma non a chiacchiere. Senta, Guccione ha detto che è cominciato dopo Oliverio, l'ha detto qualche attimo di chiusura è autonomo, è libero di dire quel che vuole, ovviamente. Lei non è d'accordo con assolutamente no. No, lei ha un'altra visione. Non c'è il dopo Oliverio, siamo nel pieno della gestione Oliverio, perché manca un anno e mezzo, e in un anno e mezzo come dire, cambia il mondo. Cambia il mondo in un anno e mezzo. Ecco. Assolutamente sì. Ecco. Ma lei vorrebbe una giunta tecnica o una politica? Non mi interessa. Io voglio il coinvolgimento e la condivisione. Ma questa giunta ha soddisfatto le sue aspettative? Secondo me sì. Questa giunta ha fatto grandi cose, grandissime cose. Se solo solo fossimo liberi, no? Ma lei sa qual è la percezione dei cittadini rispetto a... Zero. E lo dico che è zero. Ma perché zero? Perché quella traduzione esecutiva dei provvedimenti della Giunta non si è avuta sui territori. Le dico che ci sono 9 miliardi che non sono entrati nel sistema circolatorio della Calabria. 9 miliardi in Calabria significa un piano Marshall. Un piano nel lavoro, nelle opere pubbliche. Ma lei parli con gli imprenditori dell'edilizia. Ho capito, ma la responsabilità non può essere dei cittadini. No, è che lo dice no, questo. I cittadini stanno lì. Io mi sto assumendo la responsabilità. Nemmeno sanno che c'è questo fiume di denaro. Assolutamente, guardi, no, io non do colpa ai cittadini, anzi, io ho il mito dei cittadini, che non sbagliano mai. I cittadini non sbagliano mai, altro che protesta. Hanno dato un voto di merito, È ovvio che il voto al Parlamento è diverso dal voto alle regionali. Ma non incide quindi secondo lei la percezione che hai del governo locale quando vai a dare il voto? No? Incide, ma non incide pesantemente, insomma non incide pesantemente. Il punto è capire perché circa il 16% del PD, degli elettori del PD, vota Movimento 5 Stelle. E non è vero che i calabresi votano per il reddito di cittadinanza. Sciocchezze, perché ancor prima che si parlasse di reddito di cittadinanza, i cittadini, per chi ci sta il giorno con i cittadini, parlavano di una svolta, vogliono cambiare, i cittadini vogliono cambiare, e quando vogliono cambiare si affidano a chiunque. Capisci? Forse è la questione anche di uomini, di volti nuovi, di linguaggi nuovi. Anche, no? Anche. Forse il PD questo non l'ha capito bene, insomma. No? Il PD è questo, noi siamo questo. E questo, solo 3 anni fa abbiamo stravinto alla Regione, abbiamo vinto alla... Lei ha visto quanti renziani c'erano nell'ultimo periodo, no? Certo. Oggi solo Magorno è praticamente renziano, un po' come l'ultimo dei Moicani. Non è solo Magorno, assolutamente no. C'è solo lui nella pattuglia. Io mi sento ancora di dire che Renzi Lei è renziano ancora. È una risorsa per... Ma è ancora renziano? Certo, ma lei pensa davvero che possa interessare a uno come me le dinamiche nazionali? Non mi interessa, io non sono uomo di cordata, non sono di scuderia, io mi affido agli... Io votai Renzi e allo stesso modo votai Oliverio per le stesse ragioni per cui votai Renzi. Ma i due sono espressioni io parlo di due dei politiche fatti, diverse. Guardi, io sono abituato a parlare di ciò che uno fa e di ciò che uno è. Sì, lei dice i fatti. Di ciò che uno è e di ciò che uno fa. Che mi interessa anche chi sei, non è che mi interessa solo ciò che fai. Allora, nel appoggiare la candidatura alle primarie di Oliverio, nonostante i renziani fossero tutti con Gallipo, io ho fatto una scelta. Qual è la scelta? Che Oliverio mi dava qualche prebene? Non ho bisogno di prebene, io non so come spiegarlo. Non mi interessano i posti in giunta, è una cosa che è lontana da me, perché tutto ciò che faccio
l'ho fatto col mio sudore. Non mi ha dato niente né Oliverio né nessun altro, per essere chiari. E però io pretendo che nel momento in cui siamo chiamati ad una responsabilità e tra 1 anno e mezzo dobbiamo andare davanti ai nostri elettori, quelli che 3 anni fa ci hanno dato un largo consenso, io ci debba andare a testa alta, non vergognandomi o imbarazzandomi di cose che abbiamo detto e non abbiamo fatto. Questo è il punto. L'elenco di cose dette e non fatte mi pare sia lunghissimo. È lunghissimo, ma io sono sicuro, guardi, io sono sicuro che le cose che abbiamo detto possano essere tradotte in cose che possiamo fare nel brevissimo tempo, solo se Oliverio esce dalla cittadella, esce dal 10° piano e va al 9°, all'8°, al 7°, al 6°, al 5°, al 4°, al 3°, al 2° e al 1°. Se gira i dipartimenti vedrà che accelereremo, che ridurremo le distanze tra quel palazzo e i cittadini. È tutta lì la partita, non nella giunta, non nel segretario regionale che verrà, cose che non interessano a nessuno. Personalmente sono proprio lontano da queste cose. Ma lei pensa davvero che per come siamo messi a me possa interessare se ci sarà un nuovo segretario regionale o un nuovo commissario? Ma di che parliamo? Ma di cosa? Segretario di cosa? Di cosa? La gente non ti segue, ti ha dato il 14% in Calabria. Ti ha dato una risposta, un segnale chiarissimo. Avevamo 13 parlamentari e ne abbiamo 3 in Calabria. Ha capito? Cioè sta quasi quasi finendo la rappresentanza politica in Calabria. E noi siamo il partito dei riformisti, siamo il partito che deve ritornare tra la gente, a sentire i disoccupati, i precari, i cassintegrati. Ma di che parla? Il terzo settore. Siamo diventati una terra sciapa, cioè senza sale, perché abbiamo abdicato al nostro ruolo. Il nostro ruolo era quello di stare tra la gente. Oliverio è stato sempre vincente nella sua lunga storia politica perché non ha mai interrotto il rapporto con i cittadini, e nelle pratiche del 90° minuto alle elezioni potevano ribaltare. Il 90° minuto è fatto per le partite di calcio, non per la politica. La politica ha bisogno di essere coltivata, innaffiata. Senta, non ha notato anche che c'è stata una sorta di difficoltà poi tra il governo regionale ad allacciare i rapporti col governo nazionale? È stato un lungo periodo di... No? Ma guardi, la questione sanità è emblematica di questo rapporto che non c'è mai stato. E io mi chiedo, questo rapporto, c'è stato qualcuno che l'ha agevolato oppure c'è stato qualcun altro che queste distanze le ha alimentate? Perché quando Oliverio parla di solitudine, parla anche di questo. Se lei fa attenzione, siccome Oliverio è uno che pesa le parole, parla prima della sanità e poi della solitudine. Ha parlato di politica immiserevole. Su quella... È perché tu non puoi dare la croce ad Oliverio, che comunque croci ne dovrà portare, attenzione, come le porterò io e tutti noi che siamo soggetti politici. Ma il punto oggi è trovare un elemento, un terreno su cui piantare la nuova regione, e la nuova regione passa dalle cose che riusciremo a fare, dalle risposte che daremo alle imprese, agli imprenditori, ai disoccupati, agli immigrati, agli insegnanti, ai parroci. Ma lei lo sa che da 3 anni noi non riusciamo a finanziare una manutenzione di una chiesa. Se lei si guarda in giro, in Calabria, i gioielli meglio custoditi sono le chiese. Tra l'altro noi abbiamo la città più potente della Magna Grecia, che è ancora, come dire, sotterrata, che è Sibari. Le chiese sono i nostri gioielli, che tutti coloro i quali vengono in Calabria vanno a visitare perché sono belle, il barocco calabrese. Ma lei lo sa che i parroci per la piccola manutenzione non riescono ad avere piccole somme per manutenere quei gioielli? E noi le risposte... E in Calabria ci sono 2000 parroci, capisce? Sì, che ci chiedono risposte. Ho capito, lei continua ad aggiungere, no?
voci all'elenco. Guardi, insomma, non è che... Noi siamo a un punto in cui, gliel'ho spiegato prima, se non abbiamo risposte dobbiamo assumere atteggiamenti eclatanti. Io le dico, gliel'ho detto prima e glielo ripeto, che la prossima settimana, se quei lavoratori non andranno a lavorare, io andrò a occupare il Dipartimento Lavoro e non me ne andrò da lì, non me ne andrò, perché è l'unico mezzo che ho, non ne ho altri, non ne ho altri, perché è l'organizzazione che è manchevole alla Regione Calabria. Perché il fiato sul collo serve a dire a chi prende lo stipendio che la Calabria attende loro. Ma chi lo deve far sentire il fiato sul collo? Le sto spiegando ma scusi, che la responsabilità è in capo ad Oliveri. Ma il Presidente della Giunta non può fare 1000 cose, ha 7 deleghe, che deve fare? Cioè? Guardi, che deve fare? Governare etimologicamente... 7, quante ne ha? 10, 12? Etimologicamente significa condurre la nave fuori dalle secche, non farla incagliare, condurla in porti sicuri. E chi fa il nocchiero deve avere questa responsabilità. E la prima responsabilità è in capo al governatore, cioè colui che governa e che quindi conduce la nave. Va bene? Siccome le parole in italiano hanno un peso. E quindi l'uomo solo al comando. Oliverio deve avere la responsabilità. E la responsabilità di Oliverio sta nel mettere insieme una squadra di gente che è disponibile a lavorare e che in questi 3 anni è stata tenuta ai margini. Questo è il punto. Questo è il punto. Lei quindi si aspetta questo è il cambio di passo di cui parla. Io mi aspetto questo, mi aspetto delega piena, non in giunta, ma chiamasse gli altri in giunta. Aieta gli pone un problema in meno, non vuole giunte, non gli interessano, ma ci desse la possibilità, gli strumenti per poter far sentire il fiato sul collo. Ma come dice Magorno, ci sono molti consiglieri regionali invece che si aspettano una chiamata. Sarà un problema loro, io posso solo fare i migliori auguri ai consiglieri regionali, che stimo tutti in egual misura, che lavorano, per cui molti con una poderosa esperienza, molti altri che la stanno accumulando. Il governatore ha in consiglio regionale ex sindaci bravi, che sanno che significa governare, ma non per questo deve metterli in giunta, ma deve dare loro la possibilità di incidere, perché noi non possiamo sentirci quasi come se disturbassimo. Non va bene questo. Io mi voglio sentire accolto. Non sopportare. L'accoglienza è una cosa serissima e io voglio sentirmi accolto quando vado a disturbare. Parafrasando il titolo del suo libro, questa è la via d'uscita, insomma. Questa che ha indicato adesso è la via d'uscita, no? Sì. Perché i sindaci. A proposito, contento del risultato ottenuto dal PD nella città in cui lei è stato sindaco, Cetraro? No, per niente, ma si sapeva. Scusi, lo sapevamo tutti, che era difficile, e comunque il dato tra le elezioni nazionali e quelle poi locali cambia sempre. Guardi, c'è stato un anno che c'erano le elezioni nazionali e poi, cioè le elezioni regionali e poi quelle comunali. Insomma, la sera il centrodestra vinse con il 70%, il giorno dopo allo spoglio, mentre festeggiavano le liste di centrodestra al comune, noi il giorno dopo vincemmo con altrettanto 70%, quindi cambia il rapporto, perché la gente guarda la tua storia, guarda un sacco di elementi. Via d'uscita è un libro, una raccolta di pensieri in libertà che io ho scritto quando ero sindaco, che è la cosa più bella che io abbia mai fatto nella mia vita. E lì il sindaco chi è? È un costruttore di vie d'uscita. È come gli intellettuali un po'. Indica via d'uscita. Perché indica via d'uscita? Perché è l'unica figura su cui si addensano rancore, odio, risentimento, ma anche gioia, felicità, amicizia, relazioni. È il sindaco il terminale dell'odio sociale, è il sindaco il terminale anche delle soddisfazioni sociali.
È il sindaco colui che indica, che è abituato, è educato ad indicare vie d'uscita. E io ho scritto questa raccolta, che non è un libro assolutamente, è solo una raccolta di pensieri e libertà, che adesso porterò in giro con un target preciso, e cioè con i sindaci dei comuni che mi ospiteranno, perché di loro parlo. Comincia la campagna elettorale, insomma, lei. No, guarda, non me la riduca così, perché sarebbe... non parlerò di politica, parlerò solo del diritto alla felicità dei cittadini, del pensiero strategico. Ma le chiederanno però i cittadini risposte, perché lei è un amministratore. E io darò risposte, le stesse che ho dato a lei, guardi. Non cambio musica. Perché poi di questo si tratta. Tra l'altro è da tempo che io le ripeto sempre la stessa filastrocca, perché ci credo, perché io... Ma non è cambiato nulla però da quando lei... Non è cambiato nulla, ma io ho una posizione polemica, attenzione. Cioè... Io ho una posizione polemica, si sarà capito immagino, ho una posizione polemica. E non significa avere la posizione polemica e quindi essere contro Magorno, contro Liva. Io non sono contro nessuno, perché questi sono i miei compagni di partito. Io non sono contro di loro, perché se fossi contro di loro sarei contro me stesso. Quindi sono abituato a non farmi male nelle scelte che faccio. E però dobbiamo dirci la verità. E la verità oggi è quella, secondo me, che afferisce alla traduzione esecutiva di provvedimenti politici, cioè di provvedimenti che erano a favore del popolo. Questo è il punto vero. Beh, insomma, il periodo che l'attende non è proprio Felix, insomma, no? Ma guardi, mi sentirà dire le stesse cose fino alla fine. E alla fine, se non avremo cambiato passo in questo senso, darò la responsabilità al governatore della Calabria, me le assumerò pure io e mi metterò da parte e mi starò a casa. Ma perché non gli dice tutte queste cose? Perché, io? Se non lo vede, magari gli scrive una lettera, vi sentite. Io sono 3 anni che parlo di queste cose. Ho capito, ma dirlo in maniera schietta, guarda che devi fare A, B, C, D, F, G, insomma, fagli un elenco di cose da fare o no? O non è io possibile? non sono in grado di dire quello che deve fare. Suggerire. Io mi permetto solo di suggerire. Di consigliare perché, insomma, Ascolta. io sto nei territori, sto nei bar, sto nei ristoranti, sto nelle piazze, sto nelle cantine. Ma se tutti mi scusi, sto al piano terra della società. Io sto al piano terra e non prendo mai l'ascensore, sto sempre a piano terra. Beh, insomma, con un ruolo che non è proprio primo piano, insomma, no? Non è da primo piano il ruolo che occupa, può benissimo interloquire direttamente col Decimo. Perché a piano terra della scala sociale lei conosce ciò che la gente si aspetta. Ma io mi chiedo, lei ha questa posizione critica, dice lei, no? E gli altri consiglieri regionali che con lei condividono questa esperienza, dico io, forse hanno una visione diversa o sono in sintonia con lei? Guardi, io non mi sono mai posto il problema dei consiglieri. Ma non vi siete mai parlati, insomma? Sì, ne parliamo e concordiamo su tutto. Ah, ho capito. Okay. Ci mancherebbe. Poi c'è chi magari ha più coraggio, chi meno, chi magari il silenzio è strategico, o meglio tattico, insomma Aieta va avanti, Aieta rompe le scatole, per cui poi io posso trarre beneficio, ma questo è normale, io lo capisco, è legittimo tra l'altro, però io penso che alla fine, per come sono abituato a rendicontare alla fine di una stagione. Io sono abituato perché ho fatto il sindaco, non so come spiegarlo, guardi, e in quel libro c'è tutto questo. Il mio assillo, negli anni in cui facevo il sindaco, e lei ha verificato che cosa ho realizzato nella mia città, dopo mezzo secolo e non solo, lungomari, teatri, la mia è una città di 10.500 abitanti, che aveva un problema, far capire che non era la città di Muto, ma che era la città dei licei, del teatro, delle biblioteche, e abbiamo realizzato teatri, biblioteche, musei, scuole, piazze, lungomari, il porto dopo 57 anni. Insomma... Ma il clan Muto c'è sempre. Il clan Muto ovviamente... No, non c'è sempre, attenzione, perché ci sono state indagini importanti grazie ad una magistratura giovane, che negli ultimi 10-15 anni ha dato segnali importanti. E la città ha ricominciato a respirare.
Perché? Perché ha recuperato la propria identità, ha parlato dei suoi uomini migliori, del senatore Militerni, di tanti uomini e tante donne che l'hanno reso illustri. Ora, quel messaggio, ecco, lo dobbiamo trasferire, perché, guardi, le dico questa, mi deve dare 30 secondi. Ogni anno a maggio si tiene il Salone del Libro di Torino. Quello è il momento della massima esaltazione della calabresità. Lì vengono i più grandi intellettuali calabresi, i più grandi scrittori e intellettuali calabresi. Io sono stato per qualche anno, per 2 anni, scusi, delegato da Oliverio a seguire i lavori della Fiera del Libro. E io mi sono divertito, perché lì tu trovi la vera Calabria, quella che chiede di essere ascoltata. Noi non l'abbiamo ascoltata, perché guarda, gli intellettuali non vanno solo teorie, gli intellettuali leggono dentro prima degli altri e i fenomeni li studiano e ti pongono anche delle soluzioni. Noi avremmo dovuto incontrarli, gli intellettuali calabresi, metterli tutti insieme in una stanza e discutere con loro, e non l'abbiamo fatto. Io vorrei fare queste cose, io vorrei fare quello che è stato fatto a Paola, lasciare traccia, la più bella biblioteca che sia stata mai realizzata. Questo vogliamo fare, questo io voglio fare. Ma la politica non è in sintonia con queste cose, lo sa bene, no? Non è in sintonia. Ma io voglio cambiare sintonia. Non so come dire. Voglio cambiare radio. Posso cambiare radio. Sente, posso sperare di cambiare radio. Io penso che si possa fare. Speriamo che da qui a qualche mese non rifacciamo la stessa intervista e lei non mi ripeta. Ed è probabile, guarda, è molto probabile. È molto probabile. Senta, siamo proprio in chiusura. Lei non ha boicottato il PD nelle elezioni, no? Ma scherza. No, dico... Ma scherza. C'è uno che fa delle iniziative pubbliche e boicotta, che boicotta. E vede anche questo tentativo, no, di far passare sotto traccia che viene dall'interno del PD, no? È un tentativo maldestro, scorretto, cattivo. La cattiveria in politica è una cosa che ti torna sempre contro. Io ho imparato questo nella mia vita. Alla cattiveria non ho risposto mai con la cattiveria. Perché la cattiveria quando la fai ti ritorna, e ci sono casi eclatanti, anche che mi riguardano su questo. Cattiverie tentate che sono ritornate come un boomerang su chi le aveva tentate. Allora, se il livello della discussione è questo, è un livello, ha ragione Oliverio, miserrimo, cioè la massima declinazione della miseria. Se la discussione invece è ci mettiamo insieme e costruiamo, azzeriamo, togliamo via i risentimenti, le gelosie, le invidie, perché l'invidia divide, allora forse noi possiamo dare una rotta a questa regione. La nave è in mare aperto, deve ritornare solo nel suo porto sicuro, che potrebbe essere Cetraro, ma che potrebbe essere anche, non so, Corigliano, Sibari o un altro posto. Guardiamo questa nave, vediamo dove ci sono anche gli scogli però. E governare significa evitare gli scogli. Ci sono gli scogli. Gli incagli, le secche. Fino ad oggi... Ci vuole un buon nocchiero. Sì. Ci vuole un buon nocchiero. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Ci vediamo martedì, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.